Se stai pensando di installare delle telecamere di videosorveglianza, devi sapere che cosa sono queste. Ciao, sono Davide Marcomini e nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza in genere. Nel video di oggi vorrei parlare di queste junction box e del motivo per cui, se stai pensando di installare delle telecamere di videosorveglianza, devi sapere cosa sono e a che cosa servono. Purtroppo, anche se siamo a febbraio del 2024, vedo ancora in giro telecamere installate senza junction box o con dei junction box improvvisati come le scatole di derivazione per impianti elettrici. Ecco, partiamo dal presupposto che ognuno spende i propri soldi come crede, fa i propri investimenti come meglio ritiene, ma se sei un professionista, installare oggi una telecamera senza junction box o con un junction box improvvisato è quantomeno fuori luogo. E tu, se sei un cliente e mi stai ascoltando, dovresti scegliere il professionista che usa le junction box adatte alle telecamere che ti stanno installando, per i motivi che ora andiamo a vedere. Innanzitutto, la scatola di derivazione per impianti elettrici è in materiale termoplastico e non è adatta a sopportare il peso della telecamera e prima o poi è destinata a deformarsi o a rompersi, mentre le junction box sono in materiale composito, è una lega che viene definita Zama, molto simile, se vogliamo, all'alluminio pressofuso. In secondo luogo, la scatola di derivazione in materiale termoplastico per accettare la telecamera sul coperchio, come ti faccio vedere in queste immagini, viene forata e quel foro non garantisce più l'integrità della cassetta, ovvero può passare, filtrare umidità, acqua in caso di pioggia, mentre le junction box sono dotate di una guarnizione pretagliata che stringe il cavo una volta che è passato attraverso il foro del coperchio. Questi fori sono nelle junction box, sono fatti esplicitamente per accettare le viti delle telecamere e dietro sono chiusi, non sono aperti, mentre in una cassetta da impianti elettrici in materiale termoplastico, se io foro per mettere la vite, quello è un punto dal quale può entrare l'umidità, può entrare l'acqua. Ma uno può dire, sicuramente potrebbe obiettare, ma non ci sono per le mie telecamere. Non è assolutamente vero, perché ci sono junction box per tutti i gusti, per tutte le telecamere. Vediamo quanti fori ha questa junction box, significa che è predisposta per almeno 3 o anche 4 tipi di telecamera. Questa addirittura ha le viti regolabili, quindi proviamo ad immaginare quante telecamere riescono ad essere installate su questa junction box. Addirittura esistono nere, ovvero per le telecamere di questo colore o che vanno installate su pali di questo colore, esistono già verniciate di questo colore, ma esistono junction box veramente per tutti i gusti o addirittura senza coperchio per le telecamere che hanno la base che fungerà da coperchio per questa piccola junction box o per questa piccola junction box che è diversa da questa, ma che sono entrambe predisposte
per almeno uno o due tipi di telecamere. Insomma, oggi nel 2024 è veramente senza senso vedere le telecamere installate, fissate al muro con la cassetta grigia da impianto elettrico sopra, o la telecamera fissata direttamente sul coperchio della cassetta da impianto elettrico. Francamente non si possono vedere. Le junction box sono disponibili presso tutti i fornitori di apparecchiature per la videosorveglianza e ne esistono di moltissimi modelli studiati appositamente per alloggiare le telecamere che state installando. Credo non esista ad oggi una telecamera che non ha la propria junction box. Anche per il video di oggi è tutto, spero di averti dato uno spunto interessante sul quale riflettere. Ringrazio tutti coloro che si stanno iscrivendo al mio canale, che mi danno la forza e l'input per continuare in questo progetto. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!